Quando le hanno detto che era in stato di fermo per l'uccisione della madre e il tentato omicidio del padre, Diletta Miatello non si è scomposta, nessun segno di emozione. Durante l'interrogatorio, durato ore, non ha mai confessato il delitto. Ora la 51enne si trova nel carcere di Verona, dove è stata trasferita in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo. La mamma Mariangela Sarto, 84 anni, è stata colpita al volto e alla testa, quasi sicuramente mentre dormiva al piano superiore in camera da letto. Il padre Giorgio è stato aggredito in salotto, anche lui ha ferite alla testa e il naso rotto. Nell'abitazione di via Galilei a San Martino di Lupari, i carabinieri, che anche oggi sono tornati sulla scena del crimine, hanno trovato numerosi cocci. L'arma del delitto potrebbe essere un vaso o un utensile da cucina. L'aggressione è avvenuta quasi sicuramente nella prima mattinata di ieri. I corpi però sono stati trovati solo verso mezzogiorno dalla figlia più piccola della coppia, Chiara, che invece vive a Cittadella e che ieri era andata a far visita ai genitori scoprendo la tragedia. Oggi Chiara non parla, ma ieri appena i carabinieri sono giunti in via Galilei avrebbe subito detto: è stata mia sorella. Da quanto è emerso, infatti, Diletta ieri mattina avrebbe mandato via con una scusa la badante che ogni giorno si recava ad assistere i genitori, un pretesto per evitare il ritrovamento dei corpi. Poi ha spento il cellulare, per alcune ore è stata irreperibile. Alle 16 è stata rintracciata all'hotel Cuba Mia di Romano De Zelino nel Bassanese. Qui aveva cercato una sistemazione per la notte, era anche andata a fare la spesa. Non è chiaro quanto intendesse fermarsi e quali fossero le sue mosse. Per i carabinieri e il pubblico ministero, quasi sicuramente il movente dell'omicidio della madre e del tentato omicidio del padre è da cercarsi nel denaro, somme di soldi che spesso la 51enne chiedeva ai genitori. Dopo aver fatto la vigilessa, da molto tempo era senza un'occupazione fissa.